Diversi nella vita, uguali nello sport. Sbarca a Belluno la carovana di Special Olympics, il sodalizio riconosciuto dal CONI che si occupa della promozione dello sport tra le persone con disabilità intellettive, migliaia anche in provincia, e proprio alle associazioni sportive si rivolgerà la convention in programma sabato prossimo al Centro Giovanni XXIII. Per organizzare corse e gare sul territorio c'è bisogno soprattutto del loro aiuto, senza il rischio è quello di isolare centinaia di persone di per sé già al margine. Certo, la morfologia e la logistica non aiutano. Sul territorio di Belluno penso che la collocazione proprio delle varie società e gli sport che probabilmente non sono quelli classici del nuoto, che sono più facilitanti, o dell'atletica leggera, siano meno presenti nel territorio, e quindi forse ha rallentato questo un po' la presenza della disabilità anche a livello sportivo. A mettere le ali al progetto Nando Zanella, padre di una ragazza con disabilità, è appassionato quanto basta per mettere in piedi, nel giro di pochi mesi, una manifestazione nata negli Stati Uniti e che ha già fatto il giro del mondo. Ad aiutarlo la società operaia di Lentiai, già impegnata sul fronte, e la sezione provinciale dell'Associazione Italiana Persone Down. La convention comincerà alle 9:30 e proseguirà per tutta la giornata con gruppi di lavoro e prove pratiche. L'obiettivo? Fare dell'apparentemente fredda Belluno una fan di Special Olympics. Funziona sì, perché si tratta di dare opportunità a tutto un mondo che spesso non ne ha.